Amici di Scratch, dopo l'appuntamento di Brugherio del Mastercross SLSMP, un weekend dedicato al trofeo Triveneto di ciclocross. Siamo a Silandro, la tappa bolzanina che rientra dopo un anno di stop, con le immagini. La gara dedicata ai master della fascia 2, fascia 3 e donne master, con Sergio Giuseppin che subito cerca di forzare, ma attenzione perché anche un grandissimo Giuseppe Dal Grande lì guardingo. Lara Torresani, unica donna al via di questa tappa che si è disputata al sabato con un orario anche interessante. Diciamo che i master erano i primi a partire, giornata molto fredda in quella di Silandro. Siamo vicini alla zona della Forst, alla zona delle mele, quindi un percorso un po' atipico, diciamo, che andava a raccogliere sia una parte di questo bellissimo parco che alcuni tratti cittadini. Questo il fiume che costeggia il percorso, con Sergio Giuseppin lì davanti, ormai in solitaria. In seconda posizione assoluta Giuseppe Dal Grande, lo ricordiamo che è anche il leader della fascia 3. Segue Perini, vediamo anche Luca Giotto, Adriano Varesco, Santeschilo, Sandro Dal Lago, quindi i grandi protagonisti di questa parte centrale della stagione. Assente Flavio Zoppas in questa tappa. Diciamo che i grandi protagonisti di questo mese si stanno contendendo anche il successo finale di questa tappa del trofeo Triveneto di ciclocross. Trofeo Triveneto che va verso la metà del suo folto calendario, lo ricordiamo, finirà praticamente dopo i campionati italiani di ciclocross, quindi nella terza settimana di gennaio. Ancora parecchie tappe importanti. Abbiamo visto ancora Sergio Giuseppin con Giuseppe Dal Grande, quindi Paolo Perini e Luca Giotto con la mountain bike, mentre Lara Torresani oggi la prende anche un po' come allenamento, essendo l'unica atleta al via. Lara Torresani, lo ricordiamo, una famiglia di crossisti, la figlia Letizia e la figlia Giada corrono tra le donne open, e anche il marito Borghesi, appunto, sempre impegnato anche lui nel ciclocross. Ancora Giuseppina, ancora Giuseppe Dal Grande. Volevamo appunto ricordare tra l'altro il prossimo weekend con il doppio appuntamento del Mastercross LSMP che entra nel vivo con la tappa di Faedio Oderzo il giorno dell'Immacolata e il 9 con il trofeo città di Gorizia, quindi saranno veramente due giornate importanti con queste gare internazionali. Lo ricordiamo, per il primo anno il Mastercross è totalmente staccato dal trofeo Triveneto di ciclocross. Ci sono le maglie anche per i master, ma sono due trofei completamente diversi. Dietro di inseguire Santeschiro, Sandro Dal Lago, Andrea Di Segna, con anche Adriano Varesco e Luca Pellegrini fra le due fasce 2 e fascia 3, che ovviamente hanno classifiche separate anche per il trofeo Triveneto di ciclocross. Eccolo qui Sergio Giuseppin, che ha praticamente vinto questa tappa con un distacco di 14 secondi. Arriva Luca Giotto con la mountain bike assieme a Giuseppe Dal Grande, che è anche il primo degli amatori della fascia 3. Segue Paolo Perini, che è il terzo degli amatori della fascia 2, quindi Santeschiro con Sandro Dal Lago per quanto riguarda i secondi e i terzi della fascia 3. Al quarto posto, per quanto riguarda gli amatori della fascia 2, abbiamo visto Adriano Varesco dell'Unione Sportiva Litegosa. Attendiamo anche la prima delle donne master, che è Lara Torresani del team La Pierre Trentino. Questo invece è papà Dal Lago, ricordiamo anche lui con i figli che corrono entrambi nel ciclocross, così come mamma Lara Torresani. Il podio con le mele. Qui ovviamente siamo in Val Venosta, quindi una bella cassetta di mele che fa anche bene. Mangiate frutta e verdura perché siamo in inverno ed è importante mantenere sempre alto il tenore di vitamine, con Giuseppe Dal Grande, eccolo qua, ancora dominatore per quanto riguarda gli amatori della fascia 3, 47 secondi di distacco di Santeschiro. Lara Torresani prima delle donne.
Seconda gara in programma in questo timing un po' diverso dal solito, con gli Open maschili e gli amatori della fascia 1, ricordiamo gara che assegnava anche il campionato regionale per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano per tutte le categorie, gara anche top class, il rientro di Nadir Coledani, quindi attenzione perché Martino Fruet sicuramente oggi dovrà stare molto attento a Nadir Coledani, il portacolori della Bianchi Couterweil, che sappiamo ormai da qualche anno alterna la mountain bike ad altissimi livelli con una stagione di cross un po' ridotta. La settimana scorsa sono rientrati anche i gemelli Braidot, non presenti questo weekend in quanto hanno concluso i festeggiamenti con i fan club e quindi gli appuntamenti anche diciamo di off season. Martino Fruet non ci sta, parte fortissimo lì davanti con Nadir Coledani, Marco Gazzola subito dietro. Abbiamo visto gli atleti della Sanfiorese, Martino Pin con Andrea Martinelli, Matteo Faes e gli amatori con Carmine Del Riccio, Marco Del Missier, Franz Weiser, Pierangelo Rigoni, insomma i grandissimi protagonisti anche delle altre gare del Trofeo Triveneto di ciclocross sono lì davanti anche in quel di Silandro a battagliare. Una Silandro che ha ospitato tra l'altro la primo weekend di avvento, quindi già in clima totalmente natalizio, le temperature molto molto fredde della mattina fanno capire che ormai l'inverno è arrivato. Andremo a vedere appunto nelle prossime settimane se troveremo il grande fango di Brugherio oppure ci sarà un po' di pausa meteo con giornate fredde e un bel sole. Davanti intanto abbiamo visto Nadir Coledani con Martino Fruet a seguire. Per quanto riguarda gli amatori vediamo Marco Del Missier con Carmine Del Riccio, attenzione anche a Franz Wieser e Leopoldo Santa Croce. Bellissimo questo passaggio proprio lì davanti a questo fiume che costeggiava il percorso, ed eccoli qua i due grandi protagonisti della gara Open, vale a dire Nadir Coledani al rientro dalla stagione di ciclocross dopo una stagione di mountain bike molto molto impegnativa, con Sua Maestà Martino Fruet. Insomma, più di 40 anni Martino, sempre un grandissimo protagonista in tutte le gare, da sempre il 110%, e dico che assolutamente tutti i ragazzi devono prendere ad esempio la grandissima carriera di Martino Fruet. In terza posizione si piazza in questo momento Andrea Martinelli, che precede Marco Gazzola, Matteo Faes e Martino Pin. Questi sono i primi 6 Open. Eccolo qua Martino Pin, portacolori della società sportiva Sanfiorese. Mancano oggi gli atleti degli sportivi del Ponte, che hanno fatto una trasferta in Belgio di 2 giorni, Hasselt il sabato e domenica Moll, per far provare anche questa esperienza un po' diversa ai ragazzi. Quindi bella esperienza anche per gli atleti da sportivi del Ponte, che vi aspettano però già l'8 di dicembre con la classicissima Borgo Baratina Fedio Derzo. Qui siamo nel parchetto di BMX con queste dune, sempre con Carmine Del Riccio, sempre con Marco Del Missier. Quindi dietro Franz Wieser, Pierangelo Rigoni, Leopoldo Santa Croce, Luca Tigli, che salutiamo perché con una bambina piccola sta seguendo praticamente tutto il Trofeo Triveneto di ciclocross e tutto il Mastercross. Sono parecchi gli atleti della Toscana che vengono praticamente ogni settimana a confrontarsi qui al nord-est, così come gli atleti sloveni che aspetteranno il grande carrozzone del Trofeo Triveneto il 23 di dicembre con la classica di Nova Gorica in una nuova location. Ricordiamo tra l'altro, per chi ci ascolta, gli accordi transfrontalieri valgono solo per gli atleti del nord-est, tutti gli altri devono fare ovviamente per il 23 l'autorizzazione in struttura tecnica per gara all'estero. Davanti ancora con Carmine Del Riccio che sente però il fiato sul collo di Marco Del Missier, staccato di una trentina di secondi, mentre per quanto riguarda gli Open Nadir Coledani lo attendiamo con questo grande duello assieme a Martino Fruet. Franz Wieser in terza posizione, questo lo salutiamo
è Federico Piccin con Pierangelo Rigoni, che in questo momento è il quarto degli amatori della fascia 1, mentre Nadir Coledani ha staccato Martino Fruet, quindi Coledani già con una buona gamba nonostante sia la prima gara stagionale. Il portacolori della Bianchi sicuramente ha nel mirino i campionati italiani all'idroscalo. In seconda posizione lo vediamo Martino Fruet, che comunque non molla e cerca di contenere il distacco. Bellissimo questo passaggio all'interno di questa casetta che fa molto presepe natalizio. È uno storico tra l'altro di questa gara di Silandro, che ricordiamo è ritornata dopo un anno di assenza. Una bellissima location, a mio avviso merita magari una dislocazione non in concomitanza, perché è un weekend vicino tra l'altro all'avvento, che potrebbe dare la possibilità a molti di optare per sport e turismo. Ancora Carmine Del Riccio, che tra l'altro lo vediamo ha già preso anche Marco Gazzola, quindi il quarto degli Open. Marco Del Missier subito dietro all'inseguimento, anche Del Missier che viene dalla zona vicino a Sappada, quindi atleti che alternano poi anche lo sci alpinismo quando arriva la neve è arrivata, così come Anna Oberparleiter, che lo ricordiamo per tanti anni ha alternato l'attività da maestra di sci con l'attività di ciclocross. Nadir Coledani, eccolo qua, quasi nel finale, eccolo qua, alza le braccia al cielo, prima gara stagionale, prima vittoria per Nadir Coledani, che chiude in 56 minuti e 28 secondi. A 21 secondi di ritardo Martino Fruet, eccolo qua, in seconda posizione. Punti importanti per lui per la classifica del trofeo Triveneto di ciclocross. Martino, lo sappiamo, ogni anno punta molto alla classifica finale del trofeo, quindi secondo Martino Fruet, terzo il compagno di colori del team Lapierre Trentino Andrea Martinelli, che è anche il primo degli under 23, quindi bravissimo anche questo ragazzo che fa sempre molta strada per appunto venire a correre le gare del nord-est. In quarta posizione Marco Gazzola, quindi Matteo Faes, Martino Pin, Manuel Sottovia, Federico Piccin, questi primi 8. Carmine Del Riccio vince e convince tra gli amatori della fascia 1 con Marco Del Missiere in seconda posizione a 33 secondi, quindi doppiato di un giro il terzo Frank Wieser, quarto Pierangelo Rigoni, quinto Leopoldo Aldo Santa Croce, quindi Luca Tigli e Elia Tommasi. Questi sono i primi 7 anche degli amatori della fascia 1. Con il podio degli Open e il podio degli amatori della fascia 1 diamo la linea alla prossima gara, vale a dire quella degli esordienti al maschile e femminile. Eccoli qua gli esordienti, che per una volta non partono per primi, ma partono diciamo nel momento anche più caldo della giornata. Esordienti al maschile una ventina, esordienti al femminile una decina. Ricordiamo sì le concomitanze con il Giro d'Italia. Poi dopo questa cronaca da Silandro ci sarà appunto il contributo di Christian Bohm del Giro d'Italia di ciclocross, che ha fatto tappa a Gallipoli nel Tacco d'Italia in un percorso spettacolare. Veramente complimenti a Fausto Scotti, un percorso da Coxside con la sabbia, la vera sabbia, quella che poi gli atleti quando vanno all'estero, quando vanno in Belgio, trovano molto spesso. Quindi restate con noi, perché oggi è una puntata di Scratch totalmente dedicata alle immagini. Per quanto riguarda gli esordienti, pronti via, partenza già molto veloce con Mattia Settin, Elia Mares, Damiano Risato, Alan Zanolini. Per quanto riguarda, tentiamo anche le prime ragazze con le atlete della Villiers Breganze, che sicuramente cercheranno di portare punti preziosi anche per quanto riguarda la classifica del trofeo Triveneto di ciclocross. Veronica Grisotto, Anna Cecconello, questi sono le atlete appunto donne che stanno forzando assieme a Giorgia Mengotti del GS Mosole. Già più staccate le vediamo Marie Hecker, Chiara Giusti, Esther Luna Gazzola, via poi tutte le altre. Lo ricordiamo, per quanto riguarda sia le categorie giovanili che le categorie amatoriali si può correre anche con la mountain bike. Ovviamente il manubrio non deve essere superiore ai 60 centimetri. Con Mattia Settini intanto lì davanti Team Velociraptor, che ha già staccato il portacolori della sorgente Pradipozzo, vale a dire Elia Mares, quindi
abbiamo visto anche Riccardo Pin, vediamo via via tutti gli altri con Damiano Risato, Alan Zanolini, Nicolas Serafini, Alessandro Daparè, insomma sono tanti protagonisti della gara di oggi, un percorso comunque asciutto, quindi molto molto veloci, i distacchi sono in questo momento minimi. E per quanto riguarda le donne, eccole qua, vediamo Veronica Grisotto con Anna Cecconello e Giorgia Mengotti con la portacolori del GS Mosole, stretta tra il duo della Villiers Breganze che ogni anno fa fare una grandissima attività di ciclocross alle sue ragazze, praticamente le porta tutte, la multidisciplina lo sappiamo serve, poi alcune arrivano davanti e primeggiano, delle altre invece preparano la stagione su strada. Ancora con Mattia Settin lo vediamo e Lia Mares all'inseguimento, in terza posizione Damiano Risato della Industrial Forniture Modo, quindi Alan Zanolini, Nicolas Serafini, Alessandro Daparè. Intanto il tifo anche degli addetti ai lavori presenti sul percorso. Ancora un terzetto per quanto riguarda le donne con Grisotto, Cecconello e Mengotti, più staccata già Marie Ecker. Intanto abbiamo visto l'arrivo di Mattia Settin, in seconda posizione Elia Mares a 21 secondi, quindi in terza posizione Damiano Risato 57 secondi di ritardo, segue Alan Zanolini, Nicolas Serafini, Alessandro Daparè, Riccardo Pin, Elian Paccagnella, che non è parente di Thomas Paccagnella, Marco De Rossi e Jacopo Luisetto in decima posizione. 1-2 per le ragazze del Breganze con la vittoria di Veronica Grisotto, per la gioia di Nicola Argesi che non sbaglierà più il suo nome. In seconda posizione Anna Cecconello, quindi Giorgia Mengotti, in quarta Marie Hecker, in quinta Chiara Giusti, Ester Luna Gazzola in sesta, chiude Oberhofer Bertoncello, Lucia Strozzo e Vittoria Zattera in decima posizione. Anna Cecconello, Veronica Grisotto. Gara allievi sempre molto partecipata nonostante le concomitanze, qui sforiamo di gran lunga le 60 unità per quanto riguarda allievi al primo anno, allievi al secondo anno e donne allieve, tanta qualità. Andremo a vedere se Brian Olivo riuscirà a ripetere il grande momento di forma che sta passando in questo periodo, grande protagonista anche al Master Cross Selle SMP. Intanto le donne con la partenza veloce di Beatrice Fontana, mentre davanti Brian Olivo con Enrico Barazzuol per quanto riguarda gli allievi al secondo anno. Per quanto riguarda invece gli allievi al primo anno, attenzione a Luca Paletti, figlio d'arte, salutiamo anche Michele Paletti perché insomma gli atleti, l'abbiamo detto già la settimana scorsa, Emiliano Romagnoli, hanno un circuito anche in regione, ma molto spesso vengono, soprattutto nei periodi clou della stagione, a confrontarsi con gli atleti del Trofeo Triveneto di Ciclocross. Olivo, Barazzuol, Tagliapietra, questi primi tre, Trabacchin, i primi quattro, scusate, per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, Luca Paletti con Andrea Dallago, Edoardo Bolzan, questi sono invece coloro che si stanno giocando le posizioni top per quanto riguarda gli allievi al primo anno. Attendiamo anche poi di capire anche per quanto riguarda le donne, eccola qua, la piccolina di Casa Fontana, Beatrice Fontana, davanti con all'inseguimento Marie Redmüller, Elisa Rumach, Lisa Canciani, Sara Lunger, Rebecca Pavanello. Sono tante le ragazze appunto che si stanno contraddistinguendo in questa parte centrale della stagione. Intanto il campo da calcio che costeggia il percorso di ciclocross, lo vediamo Brian Olivo con una, a mio avviso, anche facilità in questo tratto di percorso. Dietro un po' gioco di squadra degli atleti della Sanfiorese con Perin, Barazzuol che stringono nella morsa Tagliapietra e Trabacchin, Paletti con Dallago, Edoardo Bolzan, Risato, Tabotta e Rossi. Questi sono i primi 6 che si stanno giocando la vittoria tra gli allievi al primo anno, mentre va via come un treno Beatrice Fontana, ricordiamo la piccolina di Casa Fontana,
sta andando bene anche Filippo che è rientrato da poco nella nuova categoria degli under 23, va bene anche l'altra Fontana, che adesso qui mi sfugge il nome, scusatemi, ma sono due gemelle, quindi insomma una bella famiglia dedica al ciclocross. La vittoria di Brian Olivo, che vince e convince su Enrico Barazzuole in seconda posizione, in terza Edoardo Tagliapietra, quindi Lorenzo Trabacchin, e Fabrizio Pirin chiude la top 5. Luca Paletti vince tra gli allievi al primo anno su Andrea Dallago, Edoardo Bolzan, Riccardo Risatto e Tommaso Tabotta. Quanti figli d'arte in questo ordine d'arrivo, veramente complimenti ai genitori che sono riusciti anche a dargli veramente questo amore per il ciclocross che avevano per tutti questi anni, così come Beatrice Fontana, prima vittoria per lei, società sportiva Sanfiorese, su Marie Radmuller, Elisa Rumac, Lisa Canciani, Sara Lungen e Rebecca Pavanello. Questo è il podio per quanto riguarda gli allievi al secondo anno con Brian Olivo. Luca Paletti vincitore allievi primo anno, Beatrice Fontana vincitrice donne allieve. Forte l'applauso Silandro. Ultima gara in programma, un po' un programma rubato dalle vari esperimenti che stanno facendo in Belgio, con donne elite, donne under 23, donne juniores e juniores al maschile, quindi le donne che molto spesso hanno anche una gara più movimentata, soprattutto all'estero, hanno anche i favori del pronostico per quanto riguarda il programma. Quindi nel pomeriggio abbiamo visto partire gli junior, attenzione perché qui abbiamo parecchi pezzi da 90, così come tra le donne il rientro della ex campionessa europea Chiara Teocchi, passata donna elite, quindi sarà interessante anche vedere il suo stato di forma, anche lei rientrata dopo un periodo di riposo, dopo una stagione impegnativa nel mountain bike. Un saluto anche a Gino Micheletto, presidente del Comitato Regionale Veneto, che praticamente è presente a tutte le gare di ciclocross. Overparlighter con Chiara Teocchi, questo è il leitmotiv per quanto riguarda la gara donne, con Letizia Borghesi in terza posizione all'inseguimento. Quindi segue Giovanna Micheletto, Nicole D'Agostin, Elena Leonardi, Alessia Missaggia e Sara Pillon. Queste sono le 8 atlete che presenti per quanto riguarda le donne open. Al maschile intanto vediamo gli atleti della James Bike Team di Vuia, Cristian Caligaro e Tommaso Bergagna, che stanno forzando con Davide De Pretto alla loro ruota. Segue Kevin Pezzorosola con Cristian Bernardi, quindi Filippo Masarin, via via poi tutti gli altri, con Luca Dallago che sta cercando assieme a Luca Malfatti il ricongiungimento. Chiara Teocchi che forza e stacca in questo momento Anna Oberparleiter, mentre una Letizia Borghesi che sta andando molto molto forte. Per quanto riguarda quarta intanto Giovanna Micheletto. Per quanto riguarda invece le donne junior, Giulia Bertoni deve fare attenzione a Nicole Pesse, anche lei che normalmente fa un calendario più improntato in Lombardia Piemonte, presente qui a Bolzano. Attenzione anche a Giada Borghesi, quindi una bella lotta anche per quanto riguarda le donne juniores. Davanti abbiamo visto De Pretto con Calligaro e Bergagna, già staccato Kevin Pezzorosola con Cristian Bernardi. Ricordiamo poi Masarin che in questo momento è a Bagnomaria in quinta posizione, mentre Chiara Teocchi con un discreto margine di vantaggio in questo momento, circa 10 secondi, non sono sicuramente tanti nei confronti di Anna Oberparleiter. Che sta crescendo settimana dopo settimana, eccola qua in seconda posizione. Quindi in terza Letizia Borghesi che tra l'altro sappiamo sta ancora cercando squadra, quindi il mio annuncio è: se c'è qualche direttore sportivo
di qualche gara su squadra su strada che vuole tesserarla, sappiamo che la Borghesi sta ancora cercando squadra per il prossimo anno. Segue Giovanna Micheletto, quindi Nicole D'Agostin, mentre la prima delle junior è Giulia Bertoni, che anche lei fa veramente tanta strada per venire a correre. All'inseguimento Giada Borghesi con Nicole Pesse per quanto riguarda la seconda e la terza posizione junior. Questo è l'arrivo e la vittoria di Davide De Pretto, Borgo Molino Rinascita Ormelle, bella vittoria la sua, quasi in volata su Cristian Calligaro, James Bike Team di Buia. In terza posizione Tommaso Bergagna, quindi in quarta Kevin Pezzo Rosola, in quinta Cristian Bernardi, in sesta Filippo Masarin, quindi Luca Dallago, Luca Malfatti, Peter Tunzer e Jan Laner. Attendiamo anche le donne per vedere se sarà ed è Chiara Teocchi, anche lei la prima gara stagionale già una vittoria, quindi Chiara Teocchi, Bianchi Korteweil anticipa di circa 11 secondi Anna Oberparleiter, che prende però punti preziosi per quanto riguarda il trofeo Trivento di ciclocross, quindi in terza posizione Letizia Borghesi, in quarta Giovanna Micheletto, in quinta Nicole D'Agostino, quindi segue Elena Leonardi, Alessia Missaggia e Sara Pillon. Donne junior con la vittoria di Giulia Bertoni su Giada Borghesi, in volata la vediamo adesso, eccola qua la Bertoni che vince in volata su Giada Borghesi. In terza staccata di 52 secondi è arrivata Nicole Peste, quindi Giulia Maria Graffa, Patrizia Critelli, Erika Campagna e Arianna Bonini. Con i podi diamo la linea al Giro d'Italia di ciclocross da Gallipoli. Un saluto da Ilenia Lazzaro. Degli esordienti ora con 38 atleti al via. La maglia di leader della generale in questa categoria è sulle spalle di Alessandro Mario Dante e Federica Venturelli, entrambi della Cicli Fiorin. Si corre sulla distanza di 30 minuti con il terreno di gara reso ancora più duro, l'abbiamo visto poc'anzi, dalla pioggia che ha allagato il campo da golf. Qui intanto Federica Venturelli, la maglia rosa delle ragazze, e quindi dicevamo dalla sabbia della spiaggia delle Sirene all'acqua alta del campo, inframmezzati dal tratto tecnico in mezzo alla pineta. Questo è un percorso che crea una grande selezione fin dalle prime battute della corsa. Ed eccoci allo start ufficiale con la maglia rosa al centro assieme alla maglia tricolore di campione italiano di Anthony Montrone. Vediamo appunto l'imbocco della prima curva, come sarà affrontata dai ragazzi, piede a terra già nelle posizioni di rincalzo, e le difficoltà dietro sono ancora più maggiori. È inciampato nell'acqua alta il ragazzo dell'Andrea Bike Capogna, mi è parso in difficoltà adesso in questo passaggio. Poco dopo, esattamente un minuto dopo, partono la categoria delle donne esordienti con Federica Venturelli, che non ha mostrato cenni di difficoltà nelle tappe precedenti, e Capogna lo ritroviamo fermo. Adesso abbiamo visto che sembrava lavorasse all'altezza del mozzo. Attilio Caroli si trova sul percorso di gara per assistere allo spettacolo che ha fortemente voluto all'interno dell'Eco Resort Le Sirene del Caroli Hotel. Veramente splendido e suggestivo il passaggio e il percorso tracciato dagli organizzatori. Stiamo per affrontare lo strappo più impegnativo del percorso,
sulla soffice sabbia che caratterizza queste zone e si sta già selezionando un drappello in testa alla corsa. Vediamo di chi si tratta. Allora, con Matteo Fiorin del Cicli Fiorin, che ha superato Simone Giampaolo del Race Mountain Folcarelli, si è portato al comando alle loro spalle il campione italiano Anthony Montrone dell'Andria Bike e Filippo Ragonesi della Marino Bike, e quinto, soltanto quinto in questo momento, Alessandro Mario Dante in maglia rosa. Nella corsa femminile, col testa a testa tra Federica Venturelli ed Aurora Pallagrosi, alle loro spalle si trovano Sofia Capagni e Gaia Santin in maglia azzurra della DP 66. E attenzione adesso a queste fasi con l'ingresso nel campo con un sorprendente Alessandro Mario Dante che, raggiunta la testa della corsa, si porta al comando in tutto il poche centinaia di metri. Alessandro, che ci piace ricordare, è autore su strada di 5 vittorie, 4 nel ciclocross, 3 qui al Giro, alla seconda, terza e quarta frazione, e una bella vittoria è stata raggiunta nella seconda prova della Coppia Piemonte svoltasi ad Acquiterme in provincia di Alessandria. Ora, più che su delle bici, l'impressione è che i ragazzi oggi siano lanciati su degli aliscafi a vedere da queste immagini. Alle spalle di Alessandro Mario Dante spunta il compagno di squadra Matteo Fiorin del Cicli Fiorin, seguito da Simone Vari del Race Mountain Folcarelli Team. In quarta posizione, adesso attendiamo ovviamente un riscontro visivo, la maglia, mi era parsa quella tricolore, del campione italiano Anthony Montrone. Altro alfiere in casa Fiorin, che su strada quest'anno si è fatto più volte sentire, è Matteo Fiorin, che adesso lo vediamo inquadrato, adesso che si sta continuando di passo regolare in queste fasi. Il distacco nei confronti della maglia rosa intanto è ancora abbastanza importante, e tra le ragazze invece si è portata al comando Federica Venturelli, che la vedevamo seguita dalle nostre telecamere, staccando la diretta concorrente che è Aurora Pallagrosi, che ricordiamo sono state protagoniste entrambi di un accesissimo scontro nella tappa di Lignano Sabbiadoro. Da segnalare che le prestazioni sportive della campionessa italiana si inquadrano all'interno del progetto delle eccellenze sportive voluto dal Ministero dell'Istruzione per aiutare gli atleti studenti a conciliare la scuola e lo sport, che solitamente dovrebbero andare di pari passo, ma purtroppo a volte così non è, perché a volte si pensa che il ciclismo possa togliere ore di studio, ma alla fine, se ci si riesce ben a organizzare, ce la si può fare tranquillamente. E quindi molto bella questa nuovo progetto voluto dal Ministero dell'Istruzione, che vede coinvolta appunto la maglia rosa del Giro nella classifica delle donne esordienti, la portacolori del Cicli Fiorin. E oramai ci siamo. Alessandro Mario Dante arriva, si vede in fondo al rettifilo d'arrivo, anche lui quest'oggi non ha risparmiato colpi, va a trionfare in questa tappa del Giro dimostrando un'ottima condizione di forma, una forma straordinaria, grandissima prova della maglia rosa con maglia sempre più rosa. Non termina la festa perché, come è già successo nelle altre tappe, secondo giunge il compagno di squadra Matteo Fiorin di fronte al bravo Simone Vari, che sale sul terzo gradino del podio. Attenzione all'arrivo di Federica Venturelli, che arriva con una volata che voleva vincerla a tutti i costi, ma purtroppo si è impegnata nella volata con un maschietto, ma che l'aveva raggiunto durante la corsa e che l'ha vista appunto impegnata fino all'ultimo metro di gara. È il momento degli allievi, con ben 73 atleti al via. Le maglie rosa sono sulle spalle di Gioele Solenne e di Lucia Bramati, entrambi portacolori del team Bramati. Ma attenzione al campione italiano, il pugliese Ettore Loconsolo, che vuole ben figurare nella corsa di casa, così
come Vittorio Carrer. Da tenere d'occhio anche la prestazione di Lorenzo Masciarelli, che sta facendo vedere grandi cose in questa parte di stagione. Parte la prova degli allievi con Gioele Solenne alla testa del pelotone, il campione italiano. Ettore Lo Consolo, che è in prima posizione, svolta della curva e si attraversa la palude naturale formatasi dopo stanotte. Anche qui essere davanti è determinante, perché dietro ci sono sempre alcuni problemi nelle retrovie. Così come è avvenuto negli esordienti, un minuto dopo partono le 17 ragazze in corsa. Lucia Bramati dovrà guardarsi da Sara Fiorin, che è stata maglia rosa in questa edizione del Giro, e della campionessa italiana Alice Papo. Occhio di riguardo va anche alla prova di Eleonora Ciabocco del team di Federico, che ha dominato la scorsa edizione del Giro. Dopo il via si passa subito dopo il traguardo e al comando si porta la maglia rosa di Solenne, seguito da Bontempi del punto Bici Aprilia, la maglia tricolore di Ettore Lo Consolo, Vittorio Carrer, la maglia azzurrina con il dorsale 101 è Lorenzo Masciarelli, e via via poi tutti gli altri concorrenti al passaggio al primo giro. Situazione di gara ancora di gruppo compatto, molto allungato, che appunto vede il gruppo ancora in fase compatta, e adesso entriamo nel tratto di sabbia e sullo sfondo vediamo l'Eco Resort Le Sirene. Siamo all'interno del parco di Torre Sant'Andrea Lido del Pizzo, in un contesto naturalistico unico al mondo, che proprio grazie al Giro d'Italia possiamo ammirare. Questa è la caratteristica un po' di questo splendido sport. Il percorso è molto impegnativo e si stanno creando grandissima selezione, nonostante siamo alle prime battute di gara. Testa della corsa femminile con Sara Fiorin in prima posizione, seguita poi vediamo dalla maglia rosa di Lucia Bramati e dalla campionessa italiana Alice Pappo, che ora va ad affiancare le avversarie e nello strappo in salita proprio adesso cerca di passarle. Questa è la situazione con le prime tre atlete della categoria donne allieve. Con la maglia rosa adesso sulla bici arriva anche Eleonora Ciabocco, che ha affrontato questo tratto a piedi, così ha sorpassato Sara Fiorin, che invece a quel punto del percorso lo aveva affrontato in sella alla propria bici. Entriamo adesso nel campo da golf, e qui uno straordinario colpo d'occhio su questo percorso così completo e così duro. Al comando si è portato Lorenzo Masciarelli, Callandolsini Cycling, seguito da Vittorio Carrer del team Eurobike, e in terza posizione Ettore Lo Consolo del team Eurobike, che formano così un terzetto al comando. Più staccata la maglia rosa di Gioele Solenne, che sta però cercando di rientrare a grande velocità. Entra anche nell'inquadratura Alessandro Bontempi del punto Bici Aprilia, che accusa un ritardo di 5-6 secondi dalla maglia rosa. Questa quindi la situazione che si delinea quando siamo prossimi al passaggio in zona box. Vediamo se qualcuno adesso cercherà di imboccare la pit lane dei box. No, né i primi tre atleti al comando, né la maglia rosa di Gioele Solenne, che adesso sta cercando il ricongiungimento, ne ha approfittato per fare una sosta di cambio bicicletta. Vediamo appunto queste fasi molto concitate, sempre con Lorenzo Masciarelli a dettare il ritmo, con velocità che quando può cerca sempre di aumentarla per creare maggiori difficoltà tra coloro che si tengono adesso alla sua ruota. Un vero e proprio Giro dell'Italia abbiamo fatto. Siamo partiti il 7 ottobre da Senigallia, poi sulle Dolomiti a Forni a Voltri, siamo tornati a livello del mare a Lignano Sabbedoro, poi abbiamo attraversato il Regno del Fango a Ferentino lo scorso 11 novembre, oggi a Gallipoli in questa splendida oasi naturale. Marche, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e infine il 6 gennaio il gran finale del Giro nella nostra capitale a Roma, nel maestoso ippodromo delle Capannelle, dove si sono già disputate diverse corse di ciclocross molto importanti sia a livello nazionale con il campionato italiano sia internazionale con una prova di Coppa del Mondo.
Sullo sfondo abbiamo il Mar Ionio, in mezzo la pineta da attraversare. Anche oggi tanti gli applausi che sono stati fatti agli organizzatori per il tracciato, sempre con la costante presenza e supervisione del commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Fausto Scotti. Tanta acqua abbiamo in queste fasi del percorso, ma non tantissimo fango sulle bici, vista la mole di acqua. Ci si aspettava appunto tanta terra sulla bicicletta, ma così non è stato. Questo sta a significare che il terreno è prevalentemente impermeabile, quindi per i meccanici oggi il lavoro sì c'è, ma non quanto al mattino ci si stava a preoccupare, perché gli atleti al comando, nessuno ancora di loro si è fermato ai box. Ormai è una corsa a 4 tra questi atleti che stanno dimostrando nelle varie tappe del Giro di potersi affrontare ad armi pari. Stiamo assistendo a quella che ancora una volta è la gara più avvincente dell'intera giornata. Abbiamo la rappresentanza delle 3 macro aree d'Italia: Gioele Solenne per il nord, Lorenzo Masciarelli per il centro, Ettore Loconsolo e Vittorio Carrer per il sud, dove ovviamente per motivi di nascita il tifo oggi è soprattutto per i 2 atleti del team Eurobike, Loconsolo e Carrer, che oggi puntano a ottenere il risultato pieno davanti al pubblico di casa. Siamo appunto adesso con gli atleti al comando ancora nel grandissimo campo da golf che oggi ospita questa tappa del Giro. Siamo dopo il passaggio sotto al traguardo, svolta secca a sinistra e si entra nella pineta, e i 4 adesso per il momento hanno proseguito di comune accordo. Ettore Loconsolo, che ora nel tratto di single track cerca di creare le difficoltà maggiori nei confronti degli avversari, rompe l'armonia il campione italiano, che oggi è ancora più spronato a fare bene. Guida l'inseguimento Lorenzo Masciarelli e fa buona guardia il compagno di Ettore Loconsolo, che adesso è all'attacco. Carrer dietro la maglia rosa. Appunto queste sono le fasi finali di corsa. Siamo all'ultimo passaggio in riva allo Ionio e i 4 sono ancora adesso si sono andati a ricompattare e si prospetta quindi un arrivo in volata tra questi atleti. Adesso Gioele Solenne però accusa un qualche metro di svantaggio nei confronti dei compagni di fuga. Vediamo quindi queste fasi con il passaggio sulla sabbia, e non dimentichiamoci poi che abbiamo anche la prova delle ragazze. La testa della corsa femminile, con un'azione dirompente, è guidata da Eleonora Ciabocco, che si è portata in vantaggio e ha staccato tutte le avversarie. Grandissima prova di Eleonora, che ricordiamo vincitrice assoluta della 9ª edizione del Giro d'Italia Ciclocross, ma che anche su strada si è fatta valere con il suo palmarès molto molto interessante. E adesso quindi siamo con le immagini all'arrivo, telecamere all'arrivo, va Ettore Loconsolo, arriva il campione italiano a coronare una splendida vittoria sul traguardo di Gallipoli, arriva a braccia alzate e vince la 5ª tappa del Giro d'Italia Ciclocross. Una gara combattutissima, quella degli allievi, con Ettore Loconsolo che le ultime centinaia di metri ha staccato gli avversari. Secondo giunge Solenne, che gioisce per i preziosi punti per la maglia rosa. Seguito poi, vediamo da chi, Vittorio Carrer, che conclude, dovrebbe essere Vittorio Carrer che conclude il podio prestigioso, e quarto è Lorenzo Masciarelli, il corridore abruzzese. Bella affermazione dunque anche per Eleonora Ciabocco, ma la maglia rosa resta saldamente sulle spalle di Lucia Bramati. Ed ecco l'arrivo a rallenti di Ettore Loconsolo. Can break
Con le immagini di Gianni Del Santo siamo a Bolzano, Bozen, per gli altoattesini tutto è pronto, vediamo anche dalle pentole, questo è il fascino del ciclocross. Intanto partiamo con la fascia 2 e la fascia 3, tanto per citare qualche nome, Beppo Dal Grande, ma Giuseppin per la fascia 2. Insomma, oggi c'è tanto da raccontare, anche perché abbiamo appena visto la cronaca, anzi avete appena sentito la cronaca di Lene Lazzaro e anche del Giro d'Italia di ciclocross. Insomma, mai fu così fiorente questa disciplina. Per quanto concerne la gara che stiamo raccontando in questo momento, insomma, vediamo già lì davanti Viotto Giorgio, Giuseppin Sergio, che oramai è diventato, diciamo così, non più una sorpresa ma una conferma di gara in gara, bene anche comunque Paolo Perini. Per quanto riguarda invece la fascia 3 abbiamo sempre il grande, oramai abbiamo sprecato tutti gli aggettivi, Giuseppe Dal Grande, un grande Giuseppe Dal Grande che sta andando veramente bene, sta facendo un percorso meraviglioso, lo vedremo poi dopo ai campionati italiani. E poi un applauso anche alla Torresan, che è lì che se la sta giocando, ed è importante esserci quando ci si è lì. Insomma, a noi fa un gran piacere vedere insieme alla Tamara Rucco che stanno onorando questa bellissima gara e questa bellissima organizzazione. Va pur detto che Nino Lazzarotto sa fare il suo e ha una grande passione insieme a tutto il suo team per questo 27esimo trofeo città di Bolzano. Quindi oggi è una 2 giorni, è stata quella tra Silandro e Bolzano. Tanto vediamo anche in gara è ben messo non soltanto Giuseppin ma anche Di Segna, Dal Gatto, Viotto, prima abbiamo visto Paolo Perini, e intanto è la vittoria sulla fascia 2 di proprio Giorgio Viotto, che va a regolare un Sergio Giuseppin veramente straordinario, ma oggi non ha potuto veramente nulla contro il ragazzo della Pivateo Sport. Al terzo posto si classifica Luca Giotto della team Zanolini Bike Waldner. E adesso andiamo a vedere Beppo Dal Grande, che va a vincere nella categoria fascia 3 senza nessun problema, e così regola anche Santeschiro e Sponga Marco. Questa è la, diciamo così, classifica della fascia 3. Attendiamo chiaramente la donna master insieme alla Tamara Rucco, che va a vincere, e proprio lei è proprio la grandissima Lara Torresani. Tamara Rucco in seconda posizione. Questo è il podio con Giuseppin, questo con Beppo Dal Grande. Gare capovolte oggi a Bolzano. Adesso raccontiamo gli juniores, se hanno fatto bene gli organizzatori, anche perché il pubblico, l'abbiamo detto già tante volte, è distribuito anche tra gli atleti stessi, per cui perché no? Perché non approfittare di questa cornice? Abbiamo visto che comunque anche a Bolzano la gente risponde alla stragrande. Vediamo Pronti e Via con subito questa asperità, abbiamo visto con quale difficoltà quando sono intruppati i corridori devono sopravanzare questo tipo di tronchi. E insomma abbiamo visto prima gli junior, adesso andiamo a vedere le donne tutte, quindi vale a dire donne elite e donne junior. Per quanto concerne gli juniores, intanto un saluto all'Adige, che ha tanto fatto tribulare in questi giorni, nei giorni passati di novembre con le alluvioni. Insomma, l'Adige ha fatto la voce grossa anche lui. Un bravo De Pretto, ma Bergagna lì davanti, Caligaro, Bernardi, Malfatti,
Malfatti e Mazarin. Per quanto concerne invece le donne elite, un bellissimo ritorno, e anzi siamo contenti di rivedere Chiara Teocchi della Bianchi Counterval insieme a Letizia Borghesi, Giovanna Micheletto, D'Agostin, Leonardi, Piscilli, Beggin, Sofia, l'abbiamo già citata tante volte, un bel ritorno anche il suo. Per quanto concerne invece le donne elite e le donne junior, abbiamo bene Giulia Bertoni, la Giada Borghesi, Nicole Pesse, la Graf Giulia Maria, la Erika Campagna e Elisa Lugli. Abbiamo visto quanto fa tribulare questo percorso, un percorso non tanto difficile ma tecnico, bisogna saper guidare, bisogna far andare anche molto la bicicletta, forse è per questo che abbiamo visto un Beppo Dal Grande in leggera difficoltà, non era proprio il suo percorso duro, ma bene si trovano anche le atlete. Intanto vediamo proprio lui che va a vincere e sta convincendo parecchio, fa passi da gigante, Davide De Pretto su Tommaso Bergagna, Cristian Calligaro al terzo, poi quindi chiude Cristian Bernardi e Luca Malfatti. Questo è il podio dei primi 5 classificati. Andiamo ad accogliere invece adesso in questo momento le grandi donne, le elite. Sono contento per Chiara Teocchi che va a vincere su una Letizia Borghesi in grandissimo spolvero e sta facendo un bellissimo percorso anche lei, Giovanna Micheletto al terzo, Nicole D'Agostin ed Elena Leonardi al quinto posto. Per quanto invece riguarda le donne junior, bene Giulia Bertoni su Giada Borghesi, su Pesse Nicole e Graf Giulia Maria. Andiamo con i podi. Per quanto concerne gli juniores, li abbiamo visti là, sono De Pretto, Bergagni e Calligaro. Per quanto riguarda le donne, bentornata Chiara Teocchi, Borghesi e Micheletto, junior Bertoni, Borghesi e Pesse Nicole. Gara dedicata agli elite, quindi un bel rientro anche di Colledani che sicuramente starà facendo qualche sgambetto all'amico Fruet, ma abbiamo bisogno di Colledani perché crediamo che lui possa essere uno tra coloro che farà brillare gli occhi anche nelle gare internazionali, quindi siamo strafelici di vederlo e soprattutto dar battaglia a un certo Martino Fruet, il quale insomma si sa quando le corse si fanno dure, lui comincia veramente a divertirsi. Per quanto invece concerne la fascia 1, dobbiamo sempre cercare di tenere a bada il portacolori del Bolzano, perché comunque è qui che abita, ed è proprio Del Riccio, che oggi non si è alzato come settimana scorsa alle 5 del mattino, ma viene qua e a casa sua vuole sicuramente far bella figura. Noi glielo auguriamo dopo una gara molto, abbiamo detto, tenace, perché è un percorso non difficilissimo, ma bisogna spingere parecchio, bisogna avere, come si dice, i muscoli caldi, bisogna avere insomma tanto fondo, bisogna avere anche tanta forza da imprimere sui pedali, perché così è oggi. Oggi non è il classico, diciamo così, tracciato da ciclocross come abbiamo visto in altre situazioni, come abbiamo visto anche a Buia oppure come abbiamo potuto vedere a Schio. È un po' diverso, ma per nulla facilitato dalle grandi asperità e dalle grandi ripartenze. E intanto andiamo ad acclamare subito lui, Nadir Colledani, che fa un botta e risposta, la doppietta oggi e regola così un maidomo. Martino Fruet che quasi si scusa, non hai da scusarti di niente, sei un fenomeno. E quindi noi siamo contenti ogni volta di guardare questo bel sorriso, il sorriso delle persone pure che hanno ancora voglia di divertirsi. Poi Marco Gazzola al terzo posto, intanto vediamo la mamma di Colledani che subito copre il figliolo e fa bene, Martinelli, Andrea e Faes Matteo al quarto e quinto posto. Seguono Giglioli, Molinari, Piccin e Giuliani. Per quanto concerne invece la fascia 1, intanto vediamo campione provinciale, e ci mancherebbe, anche lui insomma esulta e fa benissimo, perché oggi era anche campionato triveneto, ma quello che esulta nel trofeo triveneto è proprio lui, Carmine Del Riccio, che va a vincere su Del Missier Marco e Felice Thomas. L'abbiamo detto, Carmine Del Riccio è un cannibale, mangia tutto, veramente incredibile, siamo contenti per lui. E intanto andiamo anche ad applaudire il ragazzo della Gems Bike Buia, Thomas Felice. Questo è il podio con Colledani e questo con Carmine Del Riccio. E adesso di nuovo alla prossima gara. Gare esordienti qui a Bolzano, abbiamo detto scaletta capovolta rispetto alle gare che abbiamo raccontato
fino qui oggi. Siamo contenti di questa iniziativa presa proprio dal team che va ad organizzare quindi il Città di Bolzano su questo meraviglioso parco che insomma bene si presta a questa gara. Hanno invertito le gare e oggi insomma gli atleti professionisti stanno lì e guardano gli esordienti. Insomma le nostre leve saranno coloro che insomma dovranno poi dopo fare la voce grossa in campo nazionale. Sono ben partiti in tanti anche qua, perché i giovani, si sa, fanno sempre numeri da paura. Per quanto riguarda le donne, le abbiamo prima vista, la Anna Cecconello insieme a Grisotto Veronica e a Mengotti Giorgia. Queste sono le prime tre che si stanno giocando un po' il podio. Per quanto riguarda invece i maschietti, abbiamo Mattia Settin, Elia Mares, Luca Granziotto del gruppo sportivo Mosole. Lo abbiamo veramente già citato tante volte, ma lui è uno che non molla, è sempre lì in terza posizione. Noi ci aspettiamo qualcosa un po' di più da te, Luca, per arrivare, non so, anche a vincere una gara. Tanto so che le hai nelle corde, ma non soltanto Luce del gruppo sportivo Mosole, ce ne sono diversi anche dalla Libera Filippo. Intanto andiamo a vedere con il dorsale numero 1 Mattia Settin del team Velociraptors, che sta conducendo le danze su Elia Mares e soprattutto su Luca Granziotto, che è adesso in seconda posizione. Andiamo a vedere cosa accade. Intanto per quanto riguarda le donne, bene Anna Cecconello insieme a Giorgia Mengotti e la mia amica Veronica Grisotto. Non sbaglierò più il tuo nome, promesso, Elenia Lazzaro. E intanto andiamo ad accogliere il vincitore di questa meravigliosa gara del team Velociraptors. Va a vincere Mattia Settin insieme ad Elia Mares, fanno festa. Luca Granziotto, abbiamo visto, bravo Luca Granziotto al terzo posto, insomma è un'ottima, ti provochiamo, vogliamo che fai qualcosa, che farai, speriamo che tu possa fare qualcosa di più. Si attesta in terza posizione Pra Ettore in quarta, Riccardo Pin in quinta. Per quanto concerne invece le donne parietà e soprattutto donne esordienti, va a vincere alla stragrande proprio Anna Cecconello, che dà un bel po' di margine a Giorgia Mengotti e a Grisotto Veronica del team Willier Breganze. E questo è il componimento. Per quanto riguarda Gazzola Ester Luna al quarto posto, Chiara Giusti al quinto. Quindi bellissima gara di queste ragazze. Abbiamo nominato le prime 5 classificate. Chiaramente stanchissima la Veronica Grisotto, si appoggia, casca, guardate quanta gente, si riposa. Adesso è il podio, lo vediamo qui con Risato, Pellegrini Pizzato, Donne, Cecconello, Mengotti e Grisotto. E adesso alla prossima gara. Gara che va a concludere la giornata. Eravamo abituati con gli Elite e fascia 1 e invece oggi concludiamo invece con gli allievi. Anche qua i numeri parrebbero scarsi, perché a Bolzano non ha fatto evidentemente i numeri che possono fare altre gare, ma nei giovani invece ce ne sono tantissimi e gli allievi confermano un trend di assoluto prestigio di questo ciclocross. Sono loro che dettano le linee guida di tutto l'impianto non soltanto del trofeo, ma della disciplina del ciclocross. Sono in tantissimi che sono partiti tra donne e uomini. Lì dovremo vedere davanti chi farà la voce grossa, se Brian Olivo vorrà ancora determinare lui, diciamo così, la leadership. Ma attenzione che Edoardo Daglia e Pietra, sono contento, perché l'ho detto dalle prime battute che non era proprio in grande forma all'inizio, ma sta recuperando tantissimo e sta facendo veramente vedere i sorci verdi. Non so cosa succederà, ma io credo tante cose. Trabacchin e Lorenzo in terza posizione fino a questo punto, poi seguono Barazzuol, Perin, Sgarzi. Per quanto riguarda gli atleti allievi al primo anno, donne allieve, abbiamo intanto Beatrice Fontana, bene anche la Lisa Ruma che se la sta giocando, come al solito sta un po' patendo. Per gli allievi al primo anno, bene Dal Lago, che gioca in casa e quindi oggi vorrà sicuramente fare bella figura, Luca Paletti, ma anche Risato, Bolzan, Rossi. Andiamo a vedere con le donne, abbiamo prima visto adesso Beatrice Fontana,
abbiamo visto la Canciani, abbiamo visto anche la Rumac e Camilla Fontana che se la stanno giocando, bellissimo anche questo tratto, lo vediamo, e anche qua un po' di sabbia che non guasta. Con il 170 abbiamo visto anche Rebecca Pavanello, un saluto al suo papà, perché è giusto, sono anche tantissimi figli d'arte, come diceva in cronaca giustamente Ilenia Lazzaro, che se la danno e se la vanno a giocare. Ma qua andiamo a vedere con il cavallo di ferro come lui in sella questa Steven sta facendo brillare gli occhi, ma guardate Tagliapietra dove sta lasciando il suo compagno di squadra, vale a dire Trabacchin, e sta inseguendo proprio il top player, quello che sta veramente dettando le linee guida di tutte le tappe fin qui raccontate del trofeo Triveneto. Sta andando come un razzo, ma Tagliapietra non si sta certo misurando sulle forze, lo sta attaccando, lo vuole saggiare, vuole sentire se può competere, gli arriva talmente tanto vicino, ma poi alla fine è Brian Olivo che vince, e non tanto lontano da un certo Edoardo Tagliapietra che non è arrivato lontanissimo, insieme a Lorenzo Trabacchin in terza posizione, in quarta Riccardo Sgarzi. Poi abbiamo Fabrizio Perin per quanto concerne i primi 5 classificati. Andiamo a dare un'occhiata agli allievi al primo anno. Abbiamo adesso Andrea Dallago che va a vincere, vince in casa, doppia soddisfazione, quindi lui GS Alto Adige, Sud Tirol. Poi abbiamo Luca Paletti, segue Edoardo Bolzan, Risato Riccardo e Rossi Lorenzo. Questa è la top 5, oppure i primi 5 che mi piace un po' di più della classifica degli allievi. Accogliamo Beatrice Fontana su Elisa Rumac, bellissima la sua vittoria della Sport Sanfiorese, e anche la Elisa Rumac insieme a Lisa Canciani. Ricordiamo, amici telespettatori e appassionati di ciclismo, anche la gara che andremo a commentare e a produrre noi, proprio quella del trofeo Città di Gorizia, che sarà la quarta tappa. Ricordiamo la diretta Rai a Faè nel pomeriggio di domenica, con la terza tappa del Mastercross. Quindi l'appuntamento la settimana prossima è con l'SMP Mastercross per quanto concerne la terza tappa di Faè, e per quanto concerne la quarta tappa da noi prodotta sarà il trofeo Città di Gorizia, che potrete seguirla sia su questi canali che anche su Sky Bike Channel, canale 214. Campione Triveneto, le maglie bellissime, e adesso un in bocca al lupo, e per quanto riguarda noi ci sentiamo, anzi ci rivedremo settimana prossima.